L'osteria pizzeria La Mangiatoia a Barba è praticamente teatro della presentazione della 21esima edizione della Pistoia Fiorano Modenese. Organizzatori Gruppo Sportivo OCIP e Gruppo Sportivo Spezzano Castelvetro. Vediamo ora, più tardi, quelli che sono i protagonisti a livello organizzativo di questa bellissima manifestazione riservata ai dilettanti Elite Under 23 in programma il 2 giugno di quest'anno e naturalmente 152 km in programma, partenza da Pistoia, dal bottegone, anzi zona del stabilimento del vivaio di Galigani, per poi partire e attraversare praticamente gli Appennini, la zona di Porretta ed arrivare a Fiorano Modenese, partenza alle 10:30, arrivo previsto attorno alle ore 14. Bene, quindi spazio all'intervista. Vittoriana Gariboldi, delegato CONI e Pistoia, ancora una volta presenzia una manifestazione ciclistica, quindi il ciclismo è uno sport ancora molto vivo in questa provincia. Assolutamente sì, e sono contenta di essere qui perché ci tengo molto. Ecco, diciamo che è una gara che collega due regioni, non sempre è una cosa rimasta molto rara, direi anche nell'ambito del ciclismo, per lo sport. D'altra parte anche il CONI è presente in queste regioni come Toscana, come Emilia Romagna, ed è un modo anche come dire, di unire invece che di dividere, perché lo sport deve essere principalmente un mezzo di unione proprio anche per i giovani e per le società sportive. Infatti so che la collaborazione con il Comitato di Modena e di Bologna è molto attiva e quindi è molto importante, anche perché sappiamo benissimo che per queste manifestazioni la presenza sul territorio per l'organizzazione è fondamentale. Ecco, poi ci sono state anche altre cose molto belle come l'inaugurazione del ciclodromo recentemente ad Albinatico, quindi ribadisco, il ciclismo è uno sport che a livello CONI mantiene la sua importanza. Sì, quindi sì, come ha detto lei, c'è stata questa importante inaugurazione di un ciclodromo che già era in attività per ospitare l'attività in completa sicurezza, a dimostrazione che l'attività sta andando molto bene e mi fa estremamente felice. 21esima edizione della Pistoia Fiorano Modenese, non può mancare il sostegno economico, diciamo a livello sponsor, della Galigani Piante. Loconiolfe Galigani, direi che è un sogno, una cosa che vi fa piacere perché voi amate molto il ciclismo, che continua a ripetersi negli anni. Ma sì, come al solito ormai è diventata una tradizione, ci risiamo anche quest'anno, lo facciamo volentieri, non è se si dovesse fare, se si dice che è un sacrificio allora si smetterebbe subito, è una passione e si tira avanti, ma con passione veramente. Ecco. E Massimo Galigani, chiedo, ecco, avere alla partenza molte squadre, molti ragazzi che vengono da altre regioni, e direi che è un lustro che dà venerata anche la vostra ditta. Sì, questo ormai è diverso tempo che lo facciamo, come ha detto mio padre, lo facciamo volentieri. È una corsa che a livello nazionale, dal mio modesto punto di vista, è una bella manifestazione, una bella corsa. Le squadre tutti gli anni vedo partecipano volentieri, anche se è un impegno, capisco per loro il seguire questa corsa, quello che è lo svolgimento tecnico, l'assistenza a corridori, perché è una corsa in linea che parte da una provincia, arriva in un'altra, attraversa due regioni, la Toscana e l'Emilia, è abbastanza impegnativa. Noi si continua a fare fino a che l'OCIP continuerà a organizzarla, perché noi non facciamo altro che dare una mano e sostenere questa organizzazione che ormai qui a Pistoia è tanto tempo che è presieduta da Romano Giannone e ora da Alessandro Pecorucci, quindi continua questo rapporto e la passione ci porta a fare questo e continuiamo ancora. Per quanto non lo so. No, per quanto io butto lì, anche scherzosamente, non è che volete vedere un Galigani alla partenza? No, assolutamente no, questo no. Noi quello che facciamo lo facciamo, ripeto,
per il motivo in cui abbiamo iniziato la prima volta, solamente per rapporto di amicizia che abbiamo avuto sempre con Romano Giannoni, che ci ha coinvolto in tutto questo, e per la passione che insomma mio padre ha sempre avuto per questa attività sportiva. Qui nella provincia di Pistoia è una bella gara di Elite Under 23 e continuiamo a aiutarli. Ospite naturalmente molto gradito è Maurizio Ciucci, che è consigliere nazionale della Federazione Ciclistica Italiana. Maurizio è molto vicino alle categorie giovanili, ma anche chiaramente a quelle dilettantistiche, e questa è una gara che ho già detto in altre interviste ha un buon significato, perché lega due regioni in pratica. Ma sicuramente senza questo tipo di manifestazioni anche l'attività giovanile non avrebbe un futuro, no? Quindi è qui che poi si esprime veramente tutto il percorso fatto da un ragazzino, è qui veramente dove in queste categorie si vede, naturalmente si arriva al passaggio, no? Al sogno di tante pedalate fatte negli anni. Quindi è una manifestazione importante, una manifestazione che ha una sua peculiarità, no? Attraversare due regioni, una corsa in linea molto bella che sicuramente esalterà i valori dei corridori in campo e sicuramente vincerà un corridore di prestigio. Ecco, com'è la situazione, visto da consigliere nazionale, ne sai, naturalmente giri parecchio, vedi gare, vedi manifestazioni, la situazione del ciclismo dilettantistico, Elite Under 23 in Italia, ci sono segnali di ripresa dopo qualche anno un po' in grigio? Ma sì, sicuramente i numeri poi si stazionano abbastanza, noi in generale abbiamo qualche numero in meno di tesserati, gare in più, nel generale abbiamo delle gare in più rispetto all'anno passato, sempre paragonate alla stessa data, quindi non è proprio male. Naturalmente ci sono tante complicazioni nell'organizzazione, sono venute fuori anche queste situazioni di security e di safety, no? Quindi sono sempre più restringenti le norme, dobbiamo piano piano abituarci, è una norma nuova che però piano piano dovrà prendere anche la sua forma, perché ha preso un bacino talmente enorme che non può andare bene a tutti, ecco. Quindi il problema più grosso qual è attualmente, a parte interpretazione norme e tutto quanto, è sempre anche il traffico, direi, o si sta lavorando molto anche su tutto questo aspetto? Ma sicuramente il traffico e le strade per il ciclista sono sempre un problema. Io quest'anno ho fatto un nuovo progetto Sicuri in bicicletta insieme alla Polizia Stradale, all'ANIA e ad altri enti, dove proprio abbiamo dato risalto all'alta visibilità, cioè abbiamo fatto delle pettorine proprio per garantire qualcosa in più di sicurezza ai ragazzi, perché è vero che l'automobilista e tutto quanto, però dobbiamo noi perlomeno lavorare con i nostri ragazzi, lavorare sugli allenamenti, dobbiamo lavorare molto su questo, indirizzare i ragazzi ad usare sempre di più i ciclodromi per allenarsi sulla tecnica, perché molte volte la tecnica del calcio si fa nel campo sportivo, noi abbiamo la tecnica che non possiamo farne a meno, ma sicuramente fare ventagli, fare le volate, fare le doppie file è sempre più difficile farlo sulle strade, quindi esorto le società a sfruttare. In provincia di Pistoia abbiamo proprio il ciclodromo dell'Albinatico, quindi possiamo cominciare a lavorare diversamente, dobbiamo cambiare un po' di mentalità, però le nostre società sono all'altezza di fare questo sicuramente. Misericordia Quadrata ha un grosso impegno e sempre un importante ruolo nella Pistoia Fiorano Modenese. Qui con me ho Francesco Convalla, presidente della Misericordia Quadrata, e invece il direttore è Tommaso Coppola, qui alla mia destra. Allora, ripiloghiamo il servizio che presta ogni anno la Misericordia a questa gara, che direi è molto impegnativa perché poi si svolge tra due regioni con distanze anche notevoli. Sicuramente è una corsa bellissima, anche per il percorso bello, panoramico, e il nostro impegno si tratta di mandare 2 mezzi, ambulanza più la macchina per il medico. Diciamo che siamo ben felici di partecipare a questa corsa, come diversi anni che lo facciamo, e oltretutto c'è anche la gara fra i nostri volontari a iscriversi a questa corsa, perché poi dopo c'è l'acquisto delle ciliegie, perché là siamo in una zona famosa. Ecco, quante persone muove questa gara per quel che riguarda Misericordia? Per questo, per quanto riguarda servizi, ecco, magari c'è il direttore, può spiegare lui quante persone ci va. Comunque, ecco, noi siamo ben felici di partecipare a questa corsa. Personalmente lei piace il ciclismo?
Ma io sono un grande appassionato di ciclismo e oltretutto sono anche nel consiglio dell'OCIPE, per cui sono una garanzia. Invece con Tommaso Coppola, appunto, l'abbiamo chiesto prima al Presidente, ma è giusto effettivamente chiedere che si occupa dei servizi. Quante persone saranno impegnate in quel fatidico ormai 2 giugno? Allora, innanzitutto volevo comunque ringraziare l'organizzazione di darci questa bella e importante possibilità appunto di fare questa assistenza. Penso sia l'organizzazione per ringraziare voi. Senza di voi non sarebbe possibile. È una cosa reciproca. Comunque volevo aprire una piccola parentesi. Anch'io sono vengo un passato da ciclista, quindi quando il ciclismo ti entra, la bicicletta ti entra nel sangue, è difficile comunque quando ti chiama a rispondere no. Quindi per noi è comunque un enorme privilegio fare questa assistenza. Per quanto riguarda il personale siamo all'incirca con 2 ambulanze attrezzate tipo A, quindi attrezzate con medico a bordo, sono 4 persone in ambulanza, sì che sono 8 volontari, e più un'automedica appunto dietro a gestire, diciamo, l'eventuale emergenza con altri 2 volontari, che sono all'incirca 10-12 persone a disposizione dell'evento. Lei ha già seguito altre edizioni della Pistoia Fiorano Modenese? Purtroppo ho solo fatto l'organizzazione, non sono mai venuto di persona. Mi piacerebbe, un giorno mi piacerebbe. Quest'anno sarò assente, sarò fuori, però col cuore sono accanto a questi ragazzi. Parliamo con il proprietario della mangiatoia, che per quello che mi riguarda è una vecchia conoscenza, Maurizio Polti. Ci conosciamo da qualche settimana noi, vero? Sì, penso da qualche settimana, penso 30 anni, forse di più, e purtroppo da quando ho intrapreso questa attività il mondo del ciclismo mi è toccato allontanarmi. Le seguo solamente così virtuale, vengono a cercarmi, vengono a trovarmi le squadre, vengono a cena, però insomma non lo posso più vivere direttamente. Però ti piace sempre? No, mi piace, ormai fa parte del mio DNA, questo è il problema. Senti, oggi presentazione di una gara che direi qualche anno l'hai fatta anche in macchina, se non ricordo male, con Bruno Ferrali, e quindi la conosci bene, il percorso che poi è stato anche un po' cambiato. È migliorato o peggiorato secondo te? Ma io, senti, quello nuovo non l'ho visto, Stefano, però io quello facevo insieme ai tempi di Ferrari, era veramente una gara spettacolare. Purtroppo ora posso solamente andare alla partenza, ma poi seguire non ce la faccio. Che auguri fai a tutta la carovana, a tutti i ragazzi? Sono quasi 200 ragazzi che partiranno a questa gara, una bella gara. Spero vada tutto bene, sia per i ragazzi che per gli organizzatori, perché se lo merita, perché Becherucci e compagni ce la mettono tutta per mandare avanti questo bello sport che tanti ce lo discreditano e invece è un grandissimo sport. Quando si dice Ercole nel ciclismo uno pensa subito a Ercole Baldini, grandissimo campione degli anni 50 e 60, però qui come oggi ho Ercole Morselli, che nel suo campo è un campione anche lui, perché è presidente del comitato provinciale di Modena. Allora, grande direi piacere di tornare qui a Pistoia, anche perché questa gara ormai è diventata una classica, una delle poche vere classiche che sono consacrate ai dilettanti. Sì, infatti io devo ringraziare il signor Caligani e chi organizza l'OCP, perché questa è l'unica manifestazione che arriva nella nostra provincia, perché non organizziamo, a prescindere che quest'anno partirà da Nonanto una tappa del Giro d'Italia dilettanti, ma altrimenti questa era l'unica gara di dilettanti di Elite Under che arriva a Modena, e credo che sia giusto cercare di fare la possibilità di mantenere ancora questa, perché viene fatta una giornata intera di ciclismo col giovanile prima, che è importantissima per noi, a parte che Modena a livello giovanile credo che stiamo andando molto bene, però mancano i dilettanti, e questa è un'occasione importante, perciò va ringraziato chi riesce a portare a Fiorano questa manifestazione, che ripeto, per me come Presidente è un vanto, insomma. Ecco, ha detto delle gare, quindi c'è un po' di penuria di gare categorie dilettantistiche, ma come tesserati come siamo messi? No, direi che noi come tesserati, grosso modo, mancheranno una decina o 15 bambini nei confronti del 2017, ma come tesserati diciamo che sì, non siamo primi in regione, ma dopo Bologna, che è la città più grande, credo che ci siamo noi. Organizziamo ancora tantissime gare, una ventina di gare all'anno per i giovanissimi, 4 per i juniores, ne organizziamo 14 o 15 per esordienti, più 6-7 per gli allievi, insomma più, e quest'anno abbiamo anche organizzato 4 gare di ciclocross, una provincia che organizza e
penso anche che organizziamo nel migliore dei modi, ecco, perché adesso bisogna essere seri, bisogna organizzare bene, perché la strada non ci permette nessuna distrazione. Quindi il ciclismo provincia di Modena gode ancora di buona salute e qualche prospettiva ce l'avete? Sì, io credo che la nostra provincia gode ancora a livello giovanile, sicuramente sì. Abbiamo 2 squadre junior, è venuto dentro una squadra che era tesserata nel Veneto, è venuta qua per prendere i corridori, giustamente li ha lasciati qua, questo è importante, e gareggiano sempre sotto la provincia di Modena. Perciò dobbiamo definirsi soddisfatti. L'unica insoddisfazione è il presidente, che è troppo anziano, avremmo bisogno di un ricambio, ma per adesso non c'è. Giacomo Bacci è qui oggi per presidente della Federciclismo a livello regionale, è qui oggi per sancire ancora una volta la bontà della collaborazione fra 2 regioni importanti prima, ora e forse anche nel futuro, come la Toscana e l'Emilia Romagna. Ma io credo di doverli ringraziare sia gli uni che gli altri, perché sicuramente è un momento importante, un momento di collaborazione, un momento in cui si deve dar fiducia a quello che è l'attività ciclistica, e in questo caso in una gara che ormai ha preso con consistenza, ha preso una valenza importante, credo che sia anche un prodotto di quello che è la capacità di 2 regioni e la volontà di voler fare una manifestazione come questa. Comunque nella storia del ciclismo, a livello dilettantistico, dico perché a livello professionistico non è così, è difficile trovare gare che uniscano località in 2 regioni diverse. Per quale motivo? Forse troppi adempimenti burocratici, problemi anche di ordine pubblico e così via, di sicurezza. Ma si sa, quando si fa le corse in linea sicuramente ci sono delle motivazioni importanti, la viabilità, la sicurezza soprattutto, e quindi quando 2 regioni si uniscano per cercare di portare a compimento una manifestazione come questa, sicuramente a mio giudizio si raddoppia quello che è l'importanza e la preoccupazione, insomma. Quindi io credo che vada dato atto che gli adempimenti sicuramente si raddoppiano e che in qualche modo ti tengono ancora più in tensione per la responsabilità che tu hai di dover viaggiare per le strade, magari in taluni momenti anche da parte della regione toscana, che non conosce bene quelle magari emiliane, quindi si deve affidare poi agli altri dell'Emilia, ma comunque io credo che questa sia ormai una gara consolidata che in qualche modo veramente ci ha regalato e ci sta regalando momenti importanti. Ultima cosa, non parliamo chiaramente dei consoci emiliani, ma per quanto riguarda gli organizzatori toscani l'OCIP è una garanzia, direi. Ma io direi di sì, ormai non si può, quando un nome è una garanzia, no? Come quando si fa la pubblicità. Io credo che l'OCIP ormai sia un'associazione consolidata, che in qualche modo non si può andare a insegnare niente, anzi forse qualcuno ha da imparare, quindi io credo che questo sia la grande forza, ma la grande forza della nostra regione, perché i nostri dirigenti e organizzatori sicuramente hanno un tassellino in più forse anche di qualche altra regione. Siamo a Pistoia e quindi è doveroso avere uno scambio di parole e di opinioni con Luciano Tallini, presidente del comitato provinciale di Pistoia, che lo vediamo sorridente perché è reduce da una settimana, qui si parla di Pistoia Fiorano Modenese, ma io vorrei 2 parole anche su Albinatico, perché si è detto di un sogno che è stato coronato, un sogno sudato veramente tanto, questa pista ciclodromo a Albinatico, che però può servire perché su questi chilometri, questi 2 chilometri e poco più, potranno gareggiare, crescere anche dei ragazzi che un domani, chi lo sa, potrebbero anche venire a correre la pista di Fiorano Modenese. Ma questo sarebbe l'obiettivo, e penso che se si va a voler bene al ciclismo e si voglia incrementare anche l'attività ciclistica, bisognerà concentrarsi sempre di più in questi luoghi, in queste strutture libere dal traffico praticamente, perché oggi insomma il campioncino, non dico il campioncino, ma anche un genitore che deve portare il bambino in una società a fare dell'attività agonistica, gli allenamenti sulle strade, mi sembra che sia un po' pericoloso, è un po' un rischio per tutti. Questo insomma, uno va lì, lascia il bambino come lo lascia allo stadio, come lo lascia in una palestra, come lo lascia in una piscina, lo lascia alla società, è sicuro che lì traffico non ce n'è, certamente che casca, ma tanto dice
quando casca è tutto mestiere che entra nel sangue, quando casca un bambino che non c'è, sono le macchine, sono gli autotreni che passano per le strade, il traffico immenso, perciò io sono soddisfattissimo, sono arrivato veramente, guarda, è da primi anni 2000 che ci lotto, ho lottato insieme, non sono solo, perché io ricordo anche il povero Pasqui che veramente mi ha dato una grande mano nei primi tempi, non si sapeva dove farlo, insieme all'assessore Frosetti della provincia si riuscì a entrare in contatto con l'ASLE, si cominciò a fare i primi progetti alla Villa Ancuri. Dopo la Villa Ancuri per vari motivi non era più idonea, perché c'erano dei problemi di proprietà, insomma, allora l'ASL ci aveva concesso un altro terreno, sempre in suo favore. Comunque è andata avanti. È andata bene ed è grazie anche al comune di Pontebuggianese, al sindaco Galigani e a tanti altri. Senti, ultima cosa che volevo chiedere, abbiamo detto prima con Giacomo Bacci, con altri, che questa Pistoia Fiorano Modenese unisce due regioni, due province, ma secondo te da presidente del comitato pistoiese della Federcilismo come lo vedi questo fatto che una gara si conclude in un'altra regione? Io l'ho sempre vista positiva, è un'amicizia che si fa fra due regioni, non è mica niente di male, anzi più il ciclismo e lo sport deve unire, non deve dividere, perciò un'unione fra la Toscana e l'Emilia penso che sia più che bella, una bella cosa. È inevitabile, non si può fare a meno di intervistare Romano Giannoni per questa 21esima edizione di una sua creatura. È la più amata, Romano, questa Pistoia Fiorano, o ce ne sono altre? Ma io direi, a questo punto direi che è una delle migliori corse che si è organizzata. Siccome ne ho organizzate tante e ora per dire quale è meglio, quale è peggio non lo so, perché parlavo ora con Dolfi, c'è stato qualche anno, si faceva 14-15 gare, anche 2 al mese, quindi ora purtroppo, come ho detto prima, erano altri tempi, era più facile trovare gli sponsor, ora è più difficile. Avevo più tempo, era più facile trovare per fare permessi, per l'organizzazione in se stessa. A quell'epoca lì era più facile di ora, non era che ci fossero tutti i problemi che c'è ora, la sicurezza per le strade non era come ora. Insomma, è peggiorato tutto un insieme di cose che ora di dire qual è stata la meglio non me lo ricordo, però questa qui senz'altro, questa qui la Firenze-Viareggio, la Pistoia Livorno, che noi si è fatto anche 20 edizioni della Pistoia Livorno, quando si faceva il Gran Premio Città di Pistoia, insomma sono state tutte belle gare, il Gran Premio Serafino Piagioni, la Spezia Pistoia, sono fatte tante gare, se ne faceva anche 14 in un anno, quindi ora non mi ricordo quale è quella meglio, però questa qui credo io, anche perché questa qui c'è tra gli sponsor sono 3 persone e sono 3 amici, Galigani, la Lea Ceramiche e Campanella, quindi sono, diciamo, 3 sponsor, sono amici. Ci tengo proprio perché tutti gli anni loro non si fa come l'anno scorso, non c'è problemi, fino a che la fate della corsa noi siamo presenti, senza stare che pretendono tante robe, riscontri pubblicitari, quindi è una soddisfazione che mi ho fatto lì. Però io appunto tra l'altro stasera non mi sento neanche tanto bene e mi è passata un po' la voglia, perché loro parlavano di 20 anni, io ho 40 anni che sono nel ciclismo, sempre a corsa, ora mi è passata un po' la voglia. Quindi comunque teniamo questa Pistoia Fiorano. La Firenze-Viareggio io ormai per quest'anno, penso che un altro anno se ci sarò sempre di collaborare, dargli una mano. Giulio Montanari vuol dire ciclismo modenese, vuol dire gruppo sportivo Spezzano, Castelvetro, vuol dire tante altre cose, però ormai è un amico, si può dire, di sangue per gli organizzatori dell'OCIP per questa 21esima Pistoia Fiorano Modenese. Sotto che auspici parte questa gara del 2018? Ma io credo che stia partendo e stia già andando molto bene, anche perché ci sono, da quel che so da Alessandro, ci sono parecchie iscrizioni già arrivate, quindi tanti giorni prima della corsa avere già un numero di dilettanti così iscritti credo che sia una cosa molto importante e molto positiva.
Poi voglio dire, noi stiamo preparando tutta la giornata intera, perché come sapete noi al mattino facciamo la gara degli esordienti del primo e del secondo anno, anche lì abbiamo già un bel numero di iscrizioni, credo che se il tempo ci aiuta, che non ci condanni la pioggia, credo che stia andando tutto molto bene. Io ho visto il meteo sui video, dice che giugno sarà un mese caldissimo. Ma meglio il caldo che la grandine, come abbiamo preso anni fa. A parte questo, due parole dal punto di vista tecnico del percorso che è cambiato diverse volte. Ma io credo che il cambio di percorso che abbiamo fatto da quando passavamo dalla Betone sia stata una scelta molto, molto buona, perché comunque abbiamo reso la corsa molto più praticabile, aperta a più persone. Stiamo portando sempre un bel numero di corridori all'arrivo, che fa piacere al pubblico, alla gente. Credo che sia una bella soddisfazione per noi che organizziamo, ma anche per i corridori, perché insomma partire in una corsa e non riuscire a finirla perché c'è tanta salita dispiace, quindi credo che la variazione del percorso sia stata come credo che sia molto importante l'attraversamento che facciamo da Fanano a venire giù a Vignola, passiamo le colline di Castelvetro che sono una meraviglia in quei periodi lì, passiamo al centro di Fiorano, al centro di Spezzano, facciamo vedere anche il territorio, non solo la corsa. Credo che il ciclismo serva anche molto come promozione turistica. Ecco, ma con questi percorsi, con questi transiti a cittadini e così via, ma il problema del traffico resta o no? Dunque, il problema del traffico non esiste, perché noi siamo in una zona dove praticamente nei giorni festivi il traffico è meno della metà, quindi non c'è un grosso problema. Qualcheduno si diverte ogni tanto a crearci qualche problema a livello di permessi, ma direi che è una questione di Fiorano che risolvo io con tutti i buoni rapporti che ho con l'amministrazione. Alessandro Beccarucci, direi il commento più giusto a questa bella serata, perché lo dicevi prima, non è stata una serata uguale alle altre come presentazioni con uno che parla e nessuno che ribadisce nulla, e invece è stato, si può dire, una cena tra amici. Ma senti, prima di tutto ringrazio te e quel signore che è dietro a quella telecamera, ma che dirti, io sono estremamente soddisfatto, sono contento perché il mondo è fatto di piccoli riconoscimenti, le persone hanno voglia e necessità anche di capire quello che fanno e perché lo fanno. Stasera fortunatamente abbiamo avuto quello che c'era di massimo in Toscana, presidente regionale, presidenti provinciali, l'altro presidente di Modena, la signora stupenda delegata del CONI, tutti questi amici. È stato un momento emozionante. Ti devo ringraziare anche per una cosa, perché l'hai reso estremamente emozionante anche te. Io spero che... No, Stefano, le cose vanno dette per quello che sono. Più che parlare da solo piace far parlare gli altri. A te piace far parlare gli altri, però quando parli te parli sempre con cognizione di idee e di passato. Conosci il passato, ci conosci. Sono dall'80 che noi esistiamo e devo ringraziare soltanto, come ti ripeto, te, Pistoia Libera, se tu mi permetti, Video Genni, che è una persona che ci ha aiutato negli ultimi tempi, ma devo ringraziare tutti quelli che sono stati questa sera, perché hai detto bene te, un gruppo d'amici che vuole continuare a fare una manifestazione che è l'unica, che parte da una regione e arriva a quell'altra. Certamente se non ci fosse il supporto delle persone che abbiamo questa sera non si riuscirebbe nessuno. Gli sponsor sono importanti, determinanti, però importanti sono tutte quelle persone che fanno le piccole cose. Piccole? No, forse sbaglio, piccole non è il termine giusto, le piccole essenziali. La sicurezza durante la corsa, i motociclisti, la precorsa e il fine gara, fortunatamente abbiamo il Pagni che ci aiuta in questo supporto, tutti insieme per essenzialmente fare cosa? Divertirsi. Ecco, io quindi potrei dire insieme a te che la 21esima Pistoia Fiorano Modenese è partita ancora una volta con il piede giusto. E ancora una volta col piede giusto, insieme alle persone giuste e alle persone che ci aiutano e sanno cosa vuol dire il ciclismo, cosa vuol dire divertirsi anche.
Grazie, quindi appuntamento per il 2 giugno da Pistoia a Fiorano Modenese, 152 km, partenza alle 10:30 dai vivai Galligani su via Fiorentina, arrivo previsto attorno alle 14 a Fiorano Modenese presso lo stabilimento Ceramiche Lea. Che tigelle per tutti. Speriamo. E poi abbiamo scoperto anche che Spezzano e Fiorano Modenese sono uguali a Cantagrillo e Casalguidi. Sei un grande, hai centrato proprio la cosa. Complimenti. Grazie.